Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sergio, a lei la linea. Grazie, un buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà. Sono Sergio Ferrero, faccio parte del consiglio direttivo della Società Umanitaria Padana da parecchi anni. Il nostro compito sono le cooperazioni nazionali ed internazionali. Come cooperazioni nazionali ultimamente abbiamo aiutato la Romagna a causa dell'alluvione. Abbiamo dato alla parrocchia di Santa Maria del Vato in Romiti, a Forlì, diversi acquisti e missioni. Chiedo scusa, abbiamo aiutato questa parrocchia. Poi alla Casa Famiglia, questo, nell'ambito del disagio e di handicap, alla Casa Famiglia Oami, in Umbria abbiamo acquistato una lavatrice industriale perché ne avevano bisogno. Ci sono le nuove povertà e in Lombardia abbiamo dato sostegno a famiglie precipitate in situazioni di forte disagio a causa di imprevisti. Tutto questo lo facciamo grazie ai fondi che ci danno gli ascoltatori, che ci danno dei benefattori e all'importo che ricaviamo dei cassonetti per il ritiro degli abiti usati. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, già l'altra volta ho detto che ho partecipato a numerose missioni all'estero, però quest'anno siamo intervenuti in Armenia alla Family Car Armenian Ceramic. Abbiamo acquistato un forno per le ceramiche, per la nuova scuola professionale nella città di Artashen. Anche questo serve a formare i popoli e farli restare a casa loro, perché il nostro popolo è aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Quindi questo è lo scopo principale della nostra associazione. Siamo intervenuti in Bosnia e Erzegovina, abbiamo fatto una missione operativa, abbiamo finanziato recinzioni, inferriate e tapparelle al convento carmelitano Gesù Bambino di Praga, a Ustani il cancello della chiesa San Giovanni Battista, a Stivor la creazione di un nuovo parlatorio nel convento carmelitano di Sarajevo. Abbiamo donato 9 quintali di beni umanitari all'associazione Maria Rucche, le Mani di Maria, della parrocchia di Meggiugorje per diverse opere in carità in Bosnia e Erzegovina. Abbiamo consegnato direttamente noi le attrezzature per i disabili all'Istituto Invalidi di Pazaric e Zovic, scusate ma sono nomi difficili, macchinari ospedalieri usati, tra cui un ecografo, all'ospedale di Cacani, biancheria e casalinga a Listani e Stup. Quindi come vedete partecipiamo parecchio, ci appoggiamo a dei sodalizi rintracciabili e facilmente riconoscibili. Non li diamo a casaccio, ma li diamo a persone altamente qualificate, le quali rispondono poi dei doni che noi diamo. Li portiamo noi direttamente perché inviarli ci costerebbe troppo, quindi i beni che noi raccogliamo andrebbero per la metà persi per le spedizioni di viaggio e tutto quanto, quindi preferiamo partire noi e portare questi aiuti direttamente alle persone bisognose. Siamo poi intervenuti nel Congo, dei missionari colombiani del Sacro Cuore di Gesù, per dare un acconto per il completamento della costruzione di una cappella a Mungbere. In Costa d'Avorio abbiamo aiutato i frati minori cappuccini. Anche qui un acconto
per la costruzione di un piccolo allevamento di polli nella missione di Bilbao, perché con questo fanno mangiare la gente, danno un po' di aiuto alla popolazione vicino a loro. In Etiopia, al Vicariato Apostolico di Soddo, abbiamo dato acconti, scusate un attimo, abbiamo dato acconti per la costruzione di 3 pozzi d'acqua in villaggi montani e acquisti e acconti per acquisti arredi per una scuola a Soddo, intervenendo in memoria di Margherita e Dino Pericoli. Margherita e Dino Pericoli erano 2 nostri associati che purtroppo sono venuti a mancare e quindi in loro ricordo abbiamo fatto questa operazione umanitaria. Se qualcuno vuole fare delle domande, sono a vostra completa disposizione. A quanto pare domande non ce ne sono, e allora continuo con le nostre missioni. In Etiopia, al Vicariato Apostolico di Soddo, pardon, l'ho già detto, Ghana, alle Suore Oblate dello Spirito Santo, il saldo per l'acquisto terreno per piccole coltivazioni e l'autosostentamento della missione. Sono tutte cose, credo, molto molto utili e fanno piacere a queste persone che non hanno proprio niente, non potrebbero fare niente perché mancano i soldi. Ad Haiti, alle piccole sorelle del Vangelo, un acconto per acquisto attrezzatura a scuola a Caichal, quartiere poverissimo di Port-au-Prince. Ad Haiti, come avevo già detto l'altra volta, sono stato in missione con Sara ed vedere quel paese ti viene una tristezza immensa perché non hanno niente. In Kenya, alle serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri, abbiamo dato un acconto per un laboratorio informato nel Yermo Secondary School a Sabucca. Se qualcuno volesse intervenire e chiedere informazioni, sono sempre, ricordatevelo, a vostra disposizione. Pakistan, ai missionari oblati di Maria Immacolata a Lahore, sostegno a distanza di 13 famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di 40 ragazze cristiane povere con le loro famiglie. Abbiamo dato delle borse di studio ad un ragazzo cristiano e a 9 studentesse in infermieristica. Alla diocesi di Faisalabad abbiamo acquistato dei bovini per l'autosostentamento di 20 famiglie di origine cristiane che sono molto molto povere, perché laggiù non vengono proprio aiutati da nessuno, anzi trovano molto molto lungo. Siria, al convento trappista di Aizer, un finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici in favore di terremotati assistiti da Padre Fadi OFM alla Tacchia. Ricordo a tutti gli ascoltatori che se qualcuno volesse fare delle dotazioni e ci sarebbe molto di aiuto, che il nostro conto corrente postale è il numero 801 70350. Ripeto, Associazione Umanitaria Padana ODV, conto corrente postale numero 801 70350, IBAN IT 65M 05387 52880 3 volte 0, 4 volte 0, 4 22
38955. Se qualche anima buona volesse farci delle donazioni ci farebbe molto molto piacere, perché così potremo portare avanti altri progetti che abbiamo in ballo in diverse parti del mondo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate può cercare sul sito www.umanitariapadana.net, e la sede legale nostra è in via Colombo 18 a Milano. Continuo, sempre se non ci sono domande di ascoltatori o di ascoltatrici, con lo Sri Lanka. Alle suore carmelitane apostoliche abbiamo tinteggiato il convento carmelitano di Pusellava e abbiamo acquistato sedie a rotelle e attrezzature per la casa per suore anziane, disabili e malate a Iaffina. Tutte queste cose fanno molto piacere a chi le riceve e soprattutto fanno rivivere un po' queste persone. In Sudan, ai missionari colombiani del Sacro Cuore di Gesù abbiamo dato un acconto per l'apertura a Port Sudan di una nuova sede del Comboni College Dipartimento di Scienza e Tecnologia per consentire la continuità degli studi universitari ai ragazzi sfollati a causa della guerra. Quindi questo fa sempre parte dei popoli, del nostro motto: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. In Terra Santa, al Centro Artigianato Piccirillo di Betlemme, su indicazione dei frati della custodia di Terra Santa, acconto per acquisto di un tornio per legno e attrezzi correlati per la lavorazione per lavori di autosostentamento dei cristiani in Terra Santa. Anche qui cerchiamo di formare dei lavoratori in modo che riescano da soli poi a procurarsi del denaro e a vivere. Sento degli squilli, c'è qualcuno che vuole intervenire? Vabbè, niente. Alla parrocchia greco-cattolica di Bereove, acconto per acquisto di attrezzature per la scuola parrocchiale. In Zambia, e qui il nome Asport du Buil Zambia, saldo per la costruzione di abitazioni per i maestri elementari nel centro di formazione a Mukwamba, e acconto per acquisto attrezzature per la formazione e il lavoro negli ambiti dell'apicoltura moderna e della tutela forestale in 2 villaggi rurali nella provincia di Nimba. Approfitto di questo collegamento per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questi interventi e in particolare gli autotrasporti Zanchi Ezio, Battara SPA, Carion Invest SRL, Edil Sidal SPA, Galgano Informatica SRL e controllate, Medicaer SPA, Parrocchia di Cavezzo, Pinuccia, Susanni Edi, Loco, Binasco, Sapio Life. A cos'altro dire? Adesso questi interventi, come avete potuto sentire, sono di grande aiuto a queste popolazioni che vivono proprio nella miseria più estrema. Le mie missioni, come ho già detto l'altra volta, sono state missioni molto importanti e particolari.
Cosa vi posso raccontare di altre missioni? Vabbè, la Siria, l'Afghanistan è stata quella che forse più mi ha colpito, perché è un paese meraviglioso, la gente è disponibile, almeno con noi è stata disponibilissima, particolarmente nel mio caso. Un signore mi ha fatto di guida, mi ha fatto visitare tutto ciò che potevo visitare a Kabul ed è stato veramente interessante. Pur non parlando inglese siamo riusciti a capirci e mi ha fatto vedere ciò che era più importante da vedere. Ad Haiti è stata una missione buona anche in questo caso, perché abbiamo, come vi ho già detto, aiutato delle suore che vivono in un villaggio sperduto. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare in quell'occasione la portaerei italiana nella quale abbiamo dormito e abbiamo cenato. Questo portaerei, come ho già detto l'altra volta, è dotata di una sala operatoria e interviene nei casi più urgenti della popolazione, per la popolazione. La sera prende il largo per rifornirsi di acqua e quanto altro necessario per svolgere tutte le operazioni necessarie al buon funzionamento della portaerei. In Darfur abbiamo visto un villaggio dove è stata fatta una pulizia etnica e ci è stato fatto vedere da un signore che si nascondeva, ci ha visto arrivare e si nascondeva. L'abbiamo invitato, si è avvicinato, ha mangiato, un pezzo di anguria con noi e poi ci ha portato in questo villaggio dove c'erano ancora gli scheletri delle persone uccise. Ripeto, se qualche ascoltatore umano di buona volontà volesse aiutare l'associazione umanitaria padana ODV, il numero di conto corrente postale è il seguente: 801 70 350. L'IBAN è IT65 M0538 75288 4 volte 0 0422 38955. Chi volesse vedere il nostro sito può digitare www.umanitariapadana.net. La nostra mail è info@umanitariapadana.net e su Facebook www.facebook.com _ umanitaria.padana.odv. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ha bisogno di qualche informazione? Vedo che nessuno intervento, forse vi ho annoiato leggendovi tutto quello che abbiamo fatto, ma era necessario farlo per farvi vedere come cooperiamo, come agiamo in tutto il mondo e anche in Italia. Portiamo tante medicine in tanti posti perché non hanno carenza di niente, come l'ospedale Indira Gandhi, che nello studio di un medico, oltre al lettino conciato in uno stato pietoso, c'era un armadietto che conteneva un farmaco, una scatola, non mi ricordo più di che cosa. Quindi pensate di quante cose hanno bisogno queste persone e noi cerchiamo nel miglior modo possibile di aiutarle. Certo che non siamo in grado di aiutare tutti, ma facciamo
più che possiamo nel nostro piccolo, ringraziando quei benefattori che ci aiutano, ringraziando quelli che ci donano il 5 per 1000 e ringraziando soprattutto quelli che fanno delle donazioni volontarie. Per il momento che io sappia non abbiamo altre missioni in vista se non terminare quelle già iniziate, e nelle prossime trasmissioni vi terremo aggiornati su se faremo qualcos'altro o se abbiamo terminato delle opere che abbiamo iniziato. Generalmente mi sono adattato a tutte le situazioni, ma l'unica volta che proprio non ce l'ho fatta è stata nel Sahrawi. Siamo andati all'interno del Sahrawi, dove vive questa popolazione che è stata estromessa dal Marocco, perché era una zona ricca di pesca e di minerali, quindi il Marocco li ha invasi e questa popolazione, quelli del Sahrawi sono dovuti emigrare e sono emigrati nel deserto dell'Algeria. Vi dicevo, siamo andati in un paesino di questo deserto dove viveva una famiglia che allevava delle capre, per cercare di fare un piccolo acquedotto, di trovare un pozzo per poter bagnare i terreni, per poter coltivare qualcosa. E di loro usanza offrire a tutti gli invitati il latte di capra appena munto. Difatti appena siamo arrivati sono andati a mungere le capre e hanno portato una grossa scodella di latte di capra. Ecco, io lì proprio non ce l'ho fatta, perché non mi piace il latte di capra, l'odore mi fa star male. Ho inventato la scusa della colite e in quel caso mi sono salvato. Ci sono rimasto male, ma non ho potuto fare niente, è più forte di me. Nelle altre parti invece mi sono adattato perfettamente, come a Gnana, quando siamo andati a cena, chiamiamolo, in un ristorante del paesino, dove non ti danno le forchette, ma mangi con le mani e prendono tutti dallo stesso piatto. Il pollo te lo fanno al momento, lo battono sul marciapiede, lo tengono fermo con i piedi, non vi dico come sono i piedi, lo battono, lo fanno cuocere e poi te lo portano. Comunque ci siamo adattati, non è mai successo niente, non ho mai fatto vaccinazione, non ho mai preso una malattia e sono contentissimo ed orgoglioso di aver partecipato a queste missioni. In queste missioni purtroppo è morto un mio collega a Nassiriya, come già vi ho detto l'altra volta. Stefano Rolla, che lo ricordo con somma gioia, era un grande preparatore cinematografico e con il quale avremmo dovuto girare un film proprio a Nassiriya sui furti delle opere d'arte. Sui furti delle opere d'arte avevamo raccolto già parecchie testimonianze, informazioni, avevamo trovato le location e tutto. Purtroppo questo mio collega è mancato nell'attentato di Nassiriya, un attentato disastroso dove sono morti tutti, tanti cari amici che conoscevo, e quando sono ritornato ho trovato al posto della caserma dei carabinieri una voragine che avrà avuto 150 metri di diametro. In Siria, scusate, a Nassiriya abbiamo incontrato delle TV nomadi, le quali non si avvicinano mai alla città perché non sono neanche tanto gradite, vivono nel deserto, dormono sotto dei tendoni e la notte la temperatura è di 40 gradi, è una cosa allucinante. E delle volte noi facciamo tante storie, ci lamentiamo di questo, di quello, di quell'altro.
queste persone non sanno cosa voglia dire bere un bicchiere di acqua fresca, perché l'acqua che bevono loro è calda. Di giorno io sono arrivato in Siria ad una temperatura di 62 gradi alle 2 del pomeriggio, una cosa allucinante, perché stai fermo senza fare niente e sudi, se solo ti muovi un po', guai. Devi bere dai 15 ai 20 litri di acqua al giorno, perché sei completamente disidratato. Prego? Va bene, allora ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato, spero di non avervi aiutato e vi do appuntamento alla prossima volta che sarò in radio. Grazie mille a tutti e grazie a Radio Libera.